Presso i vaccini anche nelle aziende venete, con la possibilità di estenderne la somministrazione pure a familiari e parenti che gravitano attorno al nucleo nella fascia di età nelle coorti di 60 e 80 anni. Di questo nuovo protocollo ne ha parlato la Regione nell'incontro indetto con le categorie economiche. Quindi alle 10 questa mattina abbiamo convocato tutte le categorie economiche a livello regionale più i sindacati confederali per iniziare il percorso per quanto riguarda la delibera che è stata approvata venerdì, ossia quella legata al protocollo per poter effettuare le vaccinazioni all'interno delle aziende. La concretizzazione del piano vaccinale aziendale soltanto nel momento in cui si avranno naturalmente i vaccini. E dovrebbe essere, parliamo al condizionale, sempre nel secondo trimestre e quindi da aprile in poi. Protocollo regionale che rientra come estensione del nuovo piano nazionale di vaccinazione, per il quale è prevista un'unica cabina di regia veneta, che verrà convocata verso fine settimana chiedendo a loro un riferimento tecnico proprio per entrare nell'operatività e nella declinazione quindi dell'eventuale effettuazione dei vaccini all'interno delle aziende.